Vittoria di cuore per il Castellammare che al Matranga ha battuto il Camarat in una gara che può segnare il vero e proprio spartiacque stagionale. La compagine del presidente Navarra ha mostrato grande carattere vincendo contro un avversario ostico, giocando con un uomo in meno dalla mezz'ora del primo tempo per l'espulsione di Peppe Mione. La gara è stata equilibrata e a tratti anche molto bella. La cronaca: al 22esimo Cumbo si liberava di due avversari e faceva partire un tiro dalla distanza, pronta la risposta del portiere locale Mistretta che mandava in angolo. Poi un po' di nervosismo in campo e sugli spalti, culminato con l'espulsione di Mione e con il gioco fermo per diversi minuti, ma al 35esimo arrivava il momentaneo 1-0 ad opera di Antonio Di Giuseppe, bravo ad insistere su una palla gettata in aria e metteva alle spalle del portiere ospite. L'ultima occasione degna di nota del primo tempo è quella di Licastri, che involato in contropiede viene stoppato in tackle da un ottimo Turano. Col montaggio di Giuseppe Milazzo ci spostiamo alla ripresa. Al 10° proteste per la formazione di casa con Norfo spinto vistosamente in area di rigore, ma l'arbitro fa proseguire senza indugio. 2 minuti più tardi la doccia fredda. Su tentativo del capitano del Camarat Portella, Turano ci mette lo zampino mettendo dentro un autogol. I tifosi del Camarat, presenti in buon numero alla Matranga, esultano, ma i ragazzi del presidente Navarra non si abbattono e anzi reagiscono alla grande. Nel giro di 3 minuti prima il tiro del neoentrato Nolfo che impegna il portiere Pellitteri che manda in angolo. A seguito del corner dalla sinistra arriva il tocco decisivo di Ferrito che insacca per il 2-1. La formazione di mister Renato Maggio che viene espulso e stordita, e ancora la squadra del Golfo per poco non ne approfitta. Agueci salta un avversario e mette in mezzo per Di Giuseppe che in rovesciata inquadra lo specchio, ma vola Pellitteri. Il Castellammare si difende con i denti e quando riparte in contropiede fa male agli avversari, così in pieno recupero arriva il definitivo 3-1. Di Falco, servito di tacco da un compagno, si invola sulla sinistra, serve il rasoterra di Bartolo che con una perfetta geometria mette in mezzo per Agueci che insacca. Esplode il Giorgio Matranga e finisce lì il match che permette al Castellammare di vincere e di superare in classifica proprio la squadra di Cammarata. Ci siamo messa tutta grazie alla grinta che ha dato il mister nella ripresa. Con l'espulsione anche che abbiamo fatto tutto il secondo tempo in 10, ha detto di metterci grinta, l'ho ascoltato e così abbiamo vinto la partita. Possiamo dire c'è stata l'inversione di tendenza, Castellammare che di solito nei secondi tempi cala, quest'oggi invece il contrario. Sì, oggi assolutamente, perché oggi ne avevamo parlato, era troppo importante fare il risultato. Siamo anzi un po' nel secondo tempo, dopo che abbiamo preso gol, un po' ci siamo demoralizzati, però in campo io lo dicevo, ragazzi, se non possiamo vincerla, ma non dobbiamo assolutamente perderla. Ripeto, il calcio d'angolo, poi abbiamo fatto il 2-1, poi ci ha dato una vittoria importantissima.